Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, sabato 7 settembre e come vedete alle mie spalle mi trovo nella bellissima Civita. Sono entrato in Calabria ieri dopo una straordinaria tappa che dalla Madonna del Pollino mi ha portato qui a Civita. Qui il mio cammino continua, non più a piedi, però attraverso il treno, il bus, raggiungerò Verzino, lo riprenderò dove esattamente l'ho lasciato lo scorso giugno, percorrendo la Sila fino a Catanzaro. Questa è la mia seconda parte del cammino di questo mese di settembre dopo aver percorso il tratto lucano. Civita come sempre è molto bella, molto accogliente. Vi documenterò anche questa giornata che comincerà attraverso un momento di preghiera assieme alla comunità bizantino-albanese nella chiesa di Rito Arbesh di Civita. Buona giornata. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come pecora viene condotto al macello e come agnello immolato muto davanti al tosatore, così egli non apre la sua bocca. Giuseppe d'Arimatea, deposto dalla croce, contemerato tuo corpo, lo avvolse in una candida sindone con aromi e resi di funebri onori, lo pose in un sepolcro nuovo. Gloriosa Signora nostra, Madre di Dio, e sempre Vergine Maria. Buonasera cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, sabato 7 settembre e sono arrivato a Verzino dove mi ricollego con il cammino lasciato a giugno. E qui a Verzino, invece di trovare Don Pietro, ho trovato un certo Don Giorgio. Aspetta un attimo. Non sta ascoltando Giorgio? La pasta non sto cucinando, aspetta. Bene, dopo aver risolto i problemi con il nostro fornello, chi mi trovo a Verzino? Speravo di trovare Don Pietro, invece trovo Don Giorgio. Don Giorgio di Marango, sorpresissima, qua giù in Calabria. Cosa fai qua, Don Giorgio, in Calabria? Faccio anch'io il pellegrino padrinario. Sì, ho lasciato la comunità a metà giugno e sono partito dal Trentino e sono sceso in Calabria per scoprire i segni del Vangelo. Se ancora esiste il Vangelo da qualche parte. Caspita, Ho trovato il Vangelo nei piccoli segni, nei piccoli luoghi, nelle persone più umili. L'ho trovato là, lo sto trovando ancora. Caspita. E fino a quando continuerà questo tuo giro? Continuerò fino a metà ottobre. Metà ottobre. Sì, poi tornerò finalmente nella mia comunità. E allora saremo curiosi di sapere quali segni del Vangelo sei riuscito a trovare. Guarda,
mi pare di aver capito finora, ma avevo in parte capito anche prima, tornare al Vangelo, a Gesù del Vangelo, tornare ai segni della fraternità, piccole fraternità. Ecco, e poi la compagnia dei poveri, scegliere i poveri come via privilegiata della Chiesa. Si dice, si parla tante volte, però l'esperienza concreta ancora manca, l'esperienza quotidiana, francescana vorrei dire. E comunque stasera, facendo da mangiare a un pellegrino come me, tu metti in pratica il Vangelo, crei fraternità, ma soprattutto così Gioia, accogli un po' di un gioia. povero. Ci accogliamo da poveri l'uno con l'altro e siamo stati accolti dalla gente, da Don Pietro e dalla gente di questo paese, piccolo, un po' disperso, umile, però ricco di umanità. È stato davvero così un segno della provvidenza incontrarci. Giorgio caro, grazie, allora buon cammino a te. Buon cammino anche a te, poi ci racconteremo. Ciao, grazie ciao, Giorgio, ciao, grazie. Ciao.